signor Conte è occupato. Sta parlando col Cavalier Nigra. Mio caro signore, le ripeto che io mi considero onorato della sua richiesta. Ho il dovere di tutelare rigidamente le tradizioni della famiglia. Lo comprendo. Certo, la fiducia che il conte di Cavour le dimostra, inviandola alla corte di Parigi, è una prova del suo valore. Ma del resto mia figlia è ancora quasi una bambina ed è prematuro parlare di queste cose. Mi permette, conte, di salutarla? Ma sì, con piacere. Maria Clotilde, il Cavaliere Nigra desidera salutarti prima della sua partenza. Parte? Sì, parto. Per ora vado a Parigi. Poi non so. Ma non dimenticherò mai la mia piccola amica. Mi scriverà almeno. Sì, le scriverò. Un vostro ammiratore, Maria Clotilde? Oh no, io non ho ammiratori, voi lo sapete. Semmai degli amici, voi, il Conte Nigra, che mi scrive appunto da Pietroburgo. È stanco, è vecchio, ma non pensa di ritornare. Lo aspettate ancora? No, oramai non lo aspetto più. Ma avrei avuto piacere di rivederlo dopo tanti anni. L'ho seguito sempre nei suoi viaggi con tutte queste lettere. Gli avete sacrificato tutto. Forse, ma non ho rimpianti. E lui invece no, non ha sacrificato niente per voi. Donne di tutti i paesi e di tutti i ranghi. Dame e imperatrici. Me ne prego, Amedeo, non ricominciate con le vostre solite cattiverie. Tanto nessuna malignità potrà mai turbare questo mio sentimento fatto di fedeltà, di devozione, di purezza. Sapeste com'è buono. Anche in questa sua lettera mi scrive che vuol richiamare presso di sé mio fratello all'ambasciata di Varsavia per salvarlo dall'abisso in cui sta precipitando. Eh sì, forse è l'unico modo. Povero Fernando. Perdersi così per quella donna. Ah, che orribile scandalo, pensate. L'ultimo dei conti di Bar costretto a nascondersi come un ladro. Ho paura. Perché? Temo per il nostro bambino. No. Ho l'impressione che siamo seguiti. No, non temere, per questo ho lasciato il treno. Credo di essere riuscito a far perdere le tracce. Del resto domattina all'alba varcheremo la frontiera. Rifaremo la nostra vita. Su. Damigella, cosa avete? Amico mio, oggi mi sento veramente sola. Ma perché? Voi sapete che da 3 anni, dopo la morte di mio fratello, il mio più grande dolore è quello di non aver potuto ritrovare quel bambino. Ma le ricerche del Conte Nigra? Niente, niente. E gli ha messo sottosopra mezza Europa. Se si fosse trattato di suo figlio, non avrebbe potuto fare di più. Ma oggi egli mi ha tolto perfino l'ultima speranza. Damigella, ora e sempre avrete in me un amico devoto e fedele. Lo so, Amedeo, vi ringrazio. Che c'è? Il ragioniere Pacotte desidera parlarmi. Ah, ma che vuole ancora da me quest'uomo? Ma che vada dunque, ma che faccia, disponga, decida quello che vuole purché mi si lasci in pace. Damigella, vi consiglierei di diffidare di quel ragionier Pacotti.
a poco vi manderà in rovina. No. Ha già messo delle ipoteche sul palazzo. Ormai non mi importa più di nulla, purché mi si lasci quest'angolo dove sono tutte le mie memorie, tutto il passato, di tutto il resto. Non mi importa più. No, guardi, ragionier Pacotti, gliel'ho già detto. Non voglio più dar fastidio a quella donna. Ma, signor Marchese, bisognerà farle capire una buona volta che le cose non possono andare avanti così. Sì, ma con un po' più di garbo, senza intimazioni, senza carta bollata. Insomma, non voglio. Però, signor Marchese, mi permetto di farle osservare che di riguardi ne abbiamo avuti già troppi. Si immagini, signor Marchese, se io, proprio io che non farei male ad una mosca, voglio incrudelire contro una povera vecchia, ma capirà, con le buone maniere non si conclude nulla. Io ho il dovere innanzitutto di curare i suoi interessi, signor Marchese, però se lei mi ordina di... No, non ordino niente. Vuole un sigaretto? No, grazie, prego. Semplicemente trovi lei un modo. Non voglio che si possa dire che il marchese di Pombia infierisce contro l'ultima discendente dei bar. Ma no, non ci pensi neppure, signor Marchese. Del resto lei non figura. Tutti gli atti sono a mio nome, si fidi di me, signor Marchese. Vedrà che accomoderò questa faccenda nel modo più discreto e senza offendere la damigella di bar le farò capire che al più presto possibile dovrà lasciarle a disposizione tutto il secondo piano. Perbacco, mi pare di averne anche il diritto, con tutto il denaro che ho speso, a sentire mia figlia. Dovremmo cedere il primo piano alla damigella e andare noi in soffitta. La signorina Renata è troppo buona, troppo pietosa. Renata, grazie. Mi hai fatto un regalo delizioso. La gola è un peccato, ma quando non se ne hanno altri, cioccolatini. Ma grazie, cara, grazie. Per carità, damigella, è una cosa da nulla, spero che siano buoni. Saranno squisite, soprattutto queste, col liquore. Noi vecchi abbiamo un po' la mania di decantare il passato, ma in materia di cioccolatini, bisogna dire la verità, si sono fatti grandi progressi. Ah, so bene che si sono fatte altre cose ben maggiori, tante, ma io che vivo sempre quassù solo, quasi non me ne accorgo. Ecco, questi sì, li vedo e li sento spesso. Vengono qua attorno a ricordarmi che il mondo cammina. Sai che io ho visto la prima ascensione della mongolfiera qui a Torino nel non ricordo. Ah, com'era bella. A pochi metri dal suolo cominciò a prendere fuoco. Gli aeronauti poterono salvarsi buttandosi giù dalla navicella, ma la mongolfiera si incendiò tutta quanta. Ah, che bellezza! È uno SVA 72. Ah, tu sai riconoscere il tipo di un aeroplano in volo. Oh, non è difficile, si riconosce benissimo. Ah, quando una signorina riconosce tutti i tipi di aeroplani vuol dire evidentemente che si interessa ad un solo tipo di aviatore. Oh, damigella. Ho indovinato. Aviatore, eh? No, ingegnere, costruttore di apparecchi. Ma mi raccomando, damigella, è un segreto. Si immagini che lui... No, non mi dire nulla, perché altrimenti non è più un segreto. Sì, va abbastanza bene. Solo le crociere della sinistra vibrano ancora un po'. Riguardatele, io torno subito. Il motore ha avuto delle noie all'accensione, bisogna cambiare le candele. Bene. Perché non vuoi fermarti almeno qualche giorno? È impossibile, cara. Stasera devo essere a Taranto per le prove dell'idrovolante. Promettimi almeno che tornerai presto. Oh, non c'è bisogno che te lo prometta. Io passo le mie giornate nell'attesa del momento in cui posso rivederti. Tu non puoi immaginare quale posto occupi nei miei pensieri e nel mio cuore. Ti ricordi, eh? Proprio in questa strada ci incontrammo la prima volta. Sì, ricordo.
Io scavalcai quella siepe per rubare delle rose. E ogni volta che passo di qui mi ricordo di essere un ladro. Ed io conservo sempre il corpo del reato. Sì? Vedi? Erano rosse e fiammanti. E adesso invece... Mi raccomando di mandarle subito e farle consegnare personalmente alla signorina. Non dubiti, signore. Buongiorno, signor colonnello. Buongiorno, cara Orsolina. Si accomodi in salotto. Ci sono già altre visite. La damigella viene subito. Chi c'è? Chi c'è? Oh, Il conte di Bianzè. Buongiorno, caro colonnello. oh, quante belle signore, baronessa. Buongiorno, colonnello, buongiorno. Madama Finelli, come sta? È felice. Ecco quale rete. Questo marito, l'abbiamo o non l'abbiamo trovato? Avanti in branchelo, prenderlo quando passa e non fare delle smorfie. A branchelo, son. Colonnello. Chi è? Il conte di Bianzè. Aiutami, E lasciami prendere i suoi fiori, perché altrimenti si offende, poveretto. Contessa, ricorda che cos'erano i suoi compleanni un tempo? Che differenza. A poco ha perduto tutto. Povera donna. Quella canaglia dell'amministratore. Già sono tutti uguali gli amministratori. Ci vorrebbe un decreto per mandarli tutti in galera. Oh, damigella. Damigella. Care le mie amiche. Tanti auguri. Grazie. Damigella, i miei fiori, I tuoi fiori. Cara, vedete. La mia cara Felice. Prego. Accomodatevi. Oh, no, posso fare da me. Grazie. Grazie. Solina, vuoi portare il caffè a queste gentili signore? Prego. Le facciamo tanti auguri. Grazie. Proprio di cuore. Grazie. 100 di questi giorni. Scusi, Amedeo, ma questo è uno dei tuoi soliti luoghi comuni. 100 di questi giorni. Mi ricordo una famosa gaffe, me la raccontò il povero Costantino Nigra quando era a Parigi. Alla corte dell'imperatrice Eugenia. Prego, Amedeo, no. Questo no, ti proibisco. Ma scusa, damisella. Dica, damigella. Una sciocchezza. Il vecchio marchese di Villamarina, quando era ambasciatore a Parigi, augurò nel giorno del suo compleanno 100 di questi giorni all'imperatore. Capite, eh? Come non capite? No. Già. Ma sì, augurare i 100 giorni a un Napoleone. Sì, brava, ecco, ha compreso. Ecco il caffè. Vuoi servire il caffè? Ancora visite. Capelesse, io non ho più amici, altro che voi. E chi lo sa? Forse qualche ammiratore. Chi è? Il Campianena Fesurcum? Cosa avevo detto? Ma come? Sono per me queste magnifiche rose, per me. Il commesso del Fiorai ha detto di consegnarle personalmente alla signorina. Ma io non capisco chi può essere. Può darsi che sia un adoratore, come hai detto tu. Ecco il biglietto. La dichiarazione. Non è per me, volevo ben dire. È per la nobile signorina Renata di Pombia. Porta subito giù Orsolina al piano nobile. L'equivoco è naturale. Una volta la signorina del palazzo ero io. Francesco? Chi ha mandato quei fiori? Li ha portati la cameriera della damigella di Bar. Ha detto di consegnarli personalmente alla signorina. Personalmente alla signorina? Vado a vedere. Prima di lasciare Torino, il mio pensiero affettuoso è per te, Franco. Portate via quei fiori. Avevo proibito a mia figlia di avere rapporti con quell'uomo e la damigella tiene mano a questa faccenda. Già io ne avevo il sospetto, ho visto spesso la damigella parlare con la signorina. E perché non me l'ha detto subito? Non ho osato permettermi, sono cose delicate. Insegnerò io a quella pettegola ad occuparsi degli affari suoi. Perciò niente delicatezze, niente riguardi. Faccia intimazioni, notifiche, cos'è, sequestri, insomma tutto quello che occorre. Già fatto, signor Marchese. Sapevo di agire nel suo interesse, forse oggi stesso. Ma no, in fondo io credo che il Marchese sia una brava persona.
Ma che brava persona. Già lei, damigella, ha un cuore d'oro, vede tutto roseo. Basterebbe quella figura losca del ragionier Pacotti. Vabbè, povero, anche quello fa il suo dovere. Ma ve ne prego, non parliamo più di questo. E ditemi, il ballo l'altra sera al Palazzo della Rocca è stato magnifico, eh? Io non ci sono andata. Io nemmeno. No, neanch'io. Ma tu ci sarei andato, eh? Oddio, io ho dovuto, E dimmi, vi erano belle signore, eleganti? Ah, sì, molto, molto belle. Grazie. E le signorine poi, cribbio. È certo che stanno venendo fuori delle belle ragazze in questi tempi, Ecco una constatazione che io credo gli uomini hanno fatto in tutti i tempi. Pensare che in quella stessa sala, 57 anni fa proprio, io ho avuto l'onore di ballare una gavotta con Sua Altezza Reale, il principe ereditario. La gavotta? Ma damigella, a quei tempi non si ballava più. Ah no, scusa, io ricordo benissimo che è ritornata di moda dal 65 al 67. Proprio la gavotta classica? No, non proprio la gavotta come la si ballava nel secolo scorso. Era un ballo più semplice, un passo un po' strascicato. Telise, sai suonare una gavotta? Sì, ne conosco una. Dai ri rai ri ra ra rai. Ma è proprio questa che ho ballato, appunto. Sì, e il passo faceva proprio... Aspetta, Telise. Amedeo, vuoi farmi da cavaliere? Ma io non vado più in là della mazurka. Anche se non sai ballarla, potrai sempre seguirmi, darmi la mano. Quando è così? Comincia, Telise. Più giovane delle nostre vecchie amiche. Mettermi a ballare alla mia età, cosa penserete di me? Damigella, Che c'è, Orsolina? ci sono 3 uomini. 3 uomini? Ma sono troppi. Sì, Vogliono parlare con lei subito. con me? Ma non hai detto loro che in questo momento non potevo, che ho visite? Sì, ma insistono. La prego, damigella, venga di là un momento. Bene, vengo subito. Scusate un momento solo, ma prego, sedete, torno subito. Io sono un ufficiale giudiziario e vengo per adempiere ad un mandato di legge in base ad un'istanza del ragioniere Pacotti, attore della pratica. Attore? Sì, insomma, creditore. Creditore. Questo è l'atto di pignoramento. Poi faremo l'inventario dei mobili alla presenza di quei 2 testimoni legalmente investiti. Bene, fate pure. Dunque, l'anno 1921 di eccetera, in un alloggio in via al secondo piano occupato dalla signorina Maria di Bar. Ah no, Maria Clotilde di Bar. No, qui c'è scritto Maria. Va bene, ma io sono Maria Clotilde. Sono stata battezzata da Sua Altezza Reale, la principessa Maria Clotilde. Da tanti anni che vivo, sono sempre stata chiamata così. E va bene, Maria Clotilde. Sull'istanza del signor ragionier Mario Pacotti, residente
Le è stata notificata la sentenza che la condanna a pagare 74.000 lire al ragioniere Pacotti? Ma sì, credo infatti di aver ricevuto una carta, ma... L'avrà letta? Ma io no. Come no? No, perché in questi ultimi tempi la mia vista si è così indebolita che non voglio affaticarla a leggere cose inutili. Una sentenza inutile. Ah sì, perché io so di dovere quella somma. Quanto ho detto, scusa? 74.000. Sì, se è scritta là. Ma in quanto a pagarla non posso. No. L'importante per me è di fare le cose secondo la legge. Si consideri qui come in casa sua. Tanto la legge dove entra è sempre in casa sua. E io l'ho rispettata tutta la mia vita, quella degli uomini e quella più importante, scusi, è di Dio. Bene. E allora, se permette, procediamo all'inventario dei mobili stanza per stanza. Vorrei pregarla di cominciare per di là. Orsolina, vuoi aprire e accompagna questi signori? Mi dispiace di non potermi più intrattenere con voi, ma vi sono di là delle persone d'affari con le quali devo parlare un po' a lungo. Arrivederci, mia cara. Arrivederci, cara Sofia, mia piccola Teresa. A presto, Madame Grazie, Gemma. Amedeo. Grazie di essere venuta. Prego. Grazie. Scusi, permette? Dica. Da questo appartamento io me ne dovrò andare Certo. e i miei mobili saranno venduti. Messi all'asta? Tutti. Sì, salvo il letto, non solo, strettamente indispensabile. 2 candelabri. Ah no, questo no. Scusi, non contiene che delle lettere. Potrò conservarlo. Ma sì. La ringrazio. Il dovere che io compio, signorina, è doloroso. Creda, doloroso. Zitto, non si commuova. La legge che si commuove e dove si andrebbe a finire. Sono un uomo di cuore anch'io, signorina. Me ne compiaccio con lei e la ringrazio per me. Lei ha famiglia? La moglie, 4 figli e mia madre. Vecchia? 77 anni. Siamo lì. Che Dio gliela conservi ancora a lungo. Vada a compiere tutto il suo dovere. Oh, damigella. Su, coraggio, non piangere, via. Porteranno via tutto, ci manderanno via. Sia fatta la volontà del Signore, non piangere. Bisogna obbedire alla legge, ma non darle la soddisfazione di vederci soffrire. Ma io le sono affezionata. E vuoi che non lo sappia? Ti ho visto nascere qui in casa. E non di meno dovremmo separarci. Cosa dice damigella? Lasciarla? Io? Il ragioniere Pacotti non mi manderà via completamente da questo palazzo che un tempo fu mio. Me lo ha detto più volte, me lo ha anche scritto. Finché vivrò mi lascerò l'uso di una soffitta, su in alto, bontà sua. In soffitta? Lei? Meglio una soffitta che non i gradini di una chiesa. E in una soffitta, tu con me, che ci vorresti fare? Non potrei tenere. La vita è fatta così, è fatta a scale, direbbe il mio buon Amedeo. Io del mio palazzo le avrò fatte proprio tutte. Prima il piano nobile, poi il secondo piano e poi su, in soffitto. E più in alto non mi sarà possibile di salire.
Ah sì, in paradiso forse, se il buon Dio mi ci vorrà. Guarda che arie, come si vede che è un contadino rifatto, è inutile che si pavoneggi tanto, non avrà mai la dignità di un vero guardafortune. Lascia andare papà, tanto ormai. Ormai, mi sento ribollire il sangue. Pensare che 4 generazioni della nostra famiglia hanno servito con dignità e decoro i conti di Bardo e ora... No, non ci pensare, vieni anche tu a salutare la damigella. Ah no, vieni. Ho giurato che non varcherò mai più quella soglia dove io ho comandato per tanti anni. Saluta la damigella, dille che sono sempre ai suoi ordini. Papà. Del resto, chissà che un giorno, se Dio è giusto... Andiamo, papà. Beh, lasciami andare, non mi far bestemmiare. Dove andate, buona donna? Buona donna. Lo sapete bene, portiere. È inutile domandarlo tutte le volte. Vado da Sua Eccellenza, la contessina di Bard. Ah sì, buona donna. E dagli. E allora guardate, ci sono delle lettere per Sua Eccellenza. Sono qui da 2 giorni. Da 2 giorni? Nessuno è venuto a ritirarle, io non sono tenuto a portare la posta a tutti gli inquilini. Va bene. E dite Sua Eccellenza alla contessina che la smette di far sgocciolare l'acqua innaffiando i suoi fiori. Avete capito, buona donna? Ho capito. Portiere. Oh, i miei rispetti, signor colonnello. Brava signora Ponzetti, viene anche lei a vedere la nostra damigella. Sì, appena ho un po' di tempo cerco di dare una scappata, ma adesso ho molto da fare, capisce? Ho dei servizi un po' distanti e non posso sempre. Non l'abbandoni, No, eh? no. Anch'io, vede, adesso per un po' di tempo non potrò venire, forse. Perché? Non mi sento troppo bene. Che cosa? Sta vecchia ghirba che comincia a non funzionare più. Ma stia zitta, ma che pensieri le vengono? Alla mia età mettersi a letto. Ma stia zitto, le dico. Non le dica niente, L'ho lasciata di sopra serena e tranquilla. E sta curando i suoi fiori. Allora vada, va. Non dica più queste cose, sa. Per carità. Buongiorno. Buongiorno. Oh, Madama Ponzetti. Buongiorno, damigella. Buongiorno. Vi ho portato un po' di latte, glielo metto qua, sulla stufa. Grazie. Altra posta, guardi, anche oggi 2 lettere. Per carità, le legga lei. Sì? Lo sa che la mia vista in questi ultimi tempi si è talmente indebolita. O vedrà che saranno come le altre che ho ricevuto in questi giorni. Io non so davvero che cosa hanno da scrivere di me su per le riviste, per i giornali. Gentile signorina, leggo in un articolo della nuova antologia... Vede che non mi sono sbagliata. Scusi, la firma? Professoressa Irene Bizzarri. Mai sentito nominare? Ah, no. No. Guardi l'altra, la prego. Io non so proprio perché vengono adesso a cercarmi quassù. Vivo sola, non vedo nessuno. Oh, illustre signora. No? Come signora? Io sono signorina, no? E qui c'è scritto signora. Ma vede, non mi conoscono e mi scrivono. Guardi cosa dice. In un articolo apparso nell'ultimo fascicolo della nuova antologia... Basta, per carità. Guardi la firma. Firmato Demetrio Sani, Biblioteca Nazionale Camerino. Altro carneade. Come ha detto? No, scusi. Lei queste cose non le può capire. Ma vuole che gliela legga tutta? No, per carità. Lei è ben gentile. E chi può essere? Io scommetto che è quel mascalzone del portiere. Portiere? E che vuole? Reclamare per quel po' d'acqua dei fiori, ma adesso gliene dico io 4. E se non basta, gli faccio anche fare un bel volo giù per le scale, vedrà? Senti, la prego, non faccia questo, lasci andare, via, la prego. C'è di là un signore che vuol parlare con lei. Un signore con la barba. Un signore con la barba? E cosa vuole? Non lo so. Ha detto che vuol parlare con lei. Proprio con me? E allora? La faccio entrare? Madama Ponzetti, la prego, mi guardi bene se sono abbastanza in ordine per ricevere un signore con la barba. Mi sembra in ordine perfetto. Posso? Allora la faccio entrare. Ho l'onore di parlare con la nobile signorina Maria Clotilde di Bar. Infatti questo è il mio nome e io con chi ho il piacere. Col grande ufficiale Filippo Carli. Prego, si accomodi. Grazie. Lei è ben amabile. Lei è ben gentile. Io
Madama Ponzetti, la ringrazio. Dica. Io mi occupo di studi storici. Ah, ne ho piacere, piacere. Veramente la mia attività è rivolta principalmente all'industria del burro. Ho degli importanti caseifici in Brianza, ho dei vasti possedimenti in Lombardia, abito ad Abbiategrasso. Davvero? In una mia magnifica villa. Ah, me ne compiaccio per Grazie. lei. Ma scusi, lei è venuto apposta da Abbiategrasso per parlare con me? Appunto per questo, madamigella, perché lei deve sapere che io ho pubblicato parecchi volumi. Sull'industria del burro? No, no, sulla storia del nostro risorgimento. Bene, bene. Ora deve sapere, probabilmente lei non sa, No, io non so niente, niente. ecco, che nell'ultimo numero della nuova antologia è uscito un articolo del senatore Clementi circa i carteggi privati di Costantino Nigra. Infatti ho ricevuto molte lettere a questo proposito. Lettere? E da chi sei lecito? Io non saprei dirle adesso così perché ho dato poca importanza a quelle lettere. Meno male, madamigella. Lei mi aveva fatto una paura. Ma anche lei a me, le assicuro. Beh, dunque, madamigella, veniamo al concreto. Nell'articolo si cita il suo nome come quello d'una buona amica, d'una confidente di Costantino Nigra. E infatti egli mi scriveva spesso. Dunque, è vero? Lei ha proprio le lettere del Nigra? Sì. E molte? Molte, moltissime. E di quale periodo? Vanno dal 68 in poi. Allora, le scrisse anche da Parigi? Sì, da Parigi, sotto il Secondo Impero, e poi da Pietroburgo, da Londra, da Vienna. Da Vienna? E allora? Si calmi, grande ufficiale, perché mi pare di capire che lei vorrebbe sapere quali furono i miei rapporti con Nigra. Già, gratta lo storico. C'è sempre sotto il pettegolo, Scusi, ma no, non si faccia illusioni, perché il Nigra fu un vero gentiluomo, nel più completo senso della parola. E io l'ho amato, Ora che ho 80 anni posso ben confessarlo. L'ho amato puramente tutta la mia vita e non mi pento di essere rimasta zitella, così come lei mi vede, povera, sola, ma serena, tanto serena. Bello, bello, commovente. Senta, signorina, le dirò subito, negli affari mi piace trattare all'americana. Per quelle lettere le offro quanto nessuno dei miei colleghi è in caso di offrirle. Oh, conosco le possibilità economiche degli studiosi. Dica lei quanto vuole. Guardi, io non faccio questione di cifra. Mi dica quanto vuole. No, Guardi, no, la prego, non si disturbi. Mi dispiace che lei abbia fatto un viaggio inutilmente, ma torni ad Abbiategrasso. Come? Lei si rifiuta? Ah, Ma sì. ho detto qualunque cifra. No, ma non è il caso, le assicuro. Torni ai suoi caseifici, ai suoi vasti possedimenti, alla sua magnifica villa e non si occupi più di me. Le chiedo scusa, madamigella. Sono io che le chiedo scusa di doverla congedare. Madamigella, mi permetto di insistere Non ancora. insista perché io sono vecchia e mi stanco presto. Quantomeno lei mi promette che se un giorno si deciderà a venderle, darà la preferenza a me? Ah, per questo può essere sicuro, ma questo non accadrà mai. Buongiorno. Buon viaggio. Sentite, buona donna, insistete anche voi, non faccio questione di prezzo, anche 8, 10.000 lire. 10.000 lire? 10.000 e qualcosa per voi. Povero grande ufficiale di Abbiategrasso. Sperava di tentarmi col suo denaro, ma non sa che non basterebbero tutti i caseifici della terra a farmi staccare dal mio tesoro. Madamigella si renda conto che ci avviciniamo all'inverno. Lei avrà bisogno di calore e avrà bisogno anche di cibi. Sono momenti difficili questi, difficili per tutti. Madama Ponzetti, lei non faccia del disfattismo. Ma come del disfattismo? Si vede che invecchia. Scusi, scusi, ma comincia a invecchiare e così vede tutto nero. Io invece che oramai invecchiare non posso più, vedo tutto roseo. Vedrà, la divina provvidenza è infinita.
Povera contessina, non può neanche più uscire, fa freddo, non può neanche più venire in chiesa. Ditele che non importa, aspetti la buona stagione e si abbia dei riguardi. Dei riguardi, povera contessina sola lassù in quella soffitta abbandonata. E pensare che 2 mesi fa le avevano offerto una fortuna, sa? 10.000 lire per... Papà, vengo subito. 10.000 lire per uno scrignetto che non aveva nessun valore, bene ha rifiutato. Ha preferito affidarsi alla provvidenza. Sta fresca, ci accende il fuoco con la provvidenza. Mi scusi, reverendo, abbia tanta pazienza, ma cosa vuole? In certi momenti sembra proprio che il buon Dio ci abbia dimenticato. Mi raccomando, Michele, che non ti bagnano i piedini. Ah, non dubiti, signora, non dubiti. Andiamo, bestiacce, che se no si bagnano i piedini al tesoruccio dell'anima sua. Addio papà, non prendere freddo. No, devo prendere freddo, voglio prendere freddo. Pensare io che ho avuto l'onore di aprire lo sportello a principi sovrani, adesso devo fare il comodo di questi due. Da buono, Pacotti. Pacotti? Già, gli ho dato il nome di quel mascalzone del ragioniere, così qualche volta mi posso levare il gusto di dargli una pedata. Sì, Francesco, assaggia questa galantina, è proprio buona. Più tardi, la metto io da parte. Silenzio, silenzio. Accomodi, caro Duca. I giocatori l'aspettano con impazienza. Oh, caro Pacotti. I miei omaggi, signor Marchese. Lei non è giocatore, perciò venga di là. Grazie, se mi permette le presento mio figlio. Ah, piacere, piacere. È giovanottone. Ingegnere, vero? Sì, signor Marchese, ingegnere elettrotecnico. È arrivato ieri da Birmingham, dove dirige... Sì, bravo, io al momento di là. Le presentazioni le fa lei. Hai visto? Simpatico, vero? E che accoglienza cordiale. Cordiale? Si capisce, ha da fare. Del resto cosa pretendevi, che ti buttasse le braccia al collo? E poi... Non ti preoccupare del padre, tu pensa a far buona impressione alla figlia. Perbacco, sei un bel ragazzo, parli inglese, parli bene, non devo insegnarti io il modo di fare della corte. In quanto al padre, gli faccio fare tutto quello che voglio. Eccola. Se permette, signorina, le presento mio figlio. Ma scusi un momento, ragioniere, torno subito. Pronto? Ah, sei tu? Aspetta un momento, ti prego. Non posso. Ma io devo parlarti, devo vederti, lo sai. Parto mercoledì. Bisogna decidere qualche cosa. Sì, caro, ti spiegherò a voce. Domani. No, domani alle 4. Ma perché non vuoi che vada da tuo padre? Ma non è che non voglio. Ma non so, ho quasi un presentimento. Ma gli hai parlato? Gli hai fatto qualche accenno? No, niente. Ma sai com'è mio padre, ha le sue ostinazioni, le sue stranezze. Senti, Franco, forse sarebbe meglio... No, cara. Io non voglio trascinare più a lungo una situazione che diventa sempre più insostenibile. Bisogna prendere una decisione. Oggi stesso mi presenterò a tuo padre. Mi scusi, caro Pacotti, lei bisogna che si spieghi più chiaramente. No, non si preoccupi, signor Marchese. La comunicazione della banca non ha nessuna importanza, penso io a tutto. Ma vorrei sapere una cosa. Sono o non sono il proprietario del palazzo? Ah, certamente. E allora perché la proprietà risulta ancora a nome della damigella di Barba? Per evitare complicazioni fiscali, l'importante è che su questa proprietà lei ha un diritto ipotecario che ne supera 2 volte il valore. Sì, va bene, vede, sarà chiaro, ma io non mi intendo di affari. Poi tutti questi pasticci finiscono col preoccuparmi.
Insomma, la proprietà è della damigella e le ipoteche sono mie, ma non sono più mie perché sono intestate a lei. Ma no, signor Marchese, questa è una semplice formalità. Scusi, lei non desiderava apparire, è vero? E allora? Del resto, a nome suo o a nome mio è la stessa cosa. Si fidi di me, signor Marchese. Piuttosto non dimentichi che oggi c'è la riunione del patronato di beneficenza. Ah già, è vero, mi rappresenti lei, per favore? Io volentieri, signor Marchese, ma non so se posso... Ma sì, può, certamente, secondo il suo desiderio. Sono riuscito a farla mettere nel comitato direttivo. Grazie, gliene sono infinitamente grato. Prego. Allora, per la mia offerta, 500 lire. In quanto a lei, si regoli come crede. Però, dia retta a me, non è il caso di esagerare. Conte e Contessa Valpreda 700, Marchese Luciano di Pombia 500, Grande Ufficiale Ragionier Amilcare Pacotti lire 10.000. O che individuo è costui? Ma il Marchese di Pombia ha tanto insistito perché venissi accolto nel comitato. Scommetto che qualche bottegaio arricchito. Però certa gente sarebbe meglio tenerla lontana. Baronessa, bisogna essere di larghe vedute. Queste 10.000 lire gioveranno molto ai nostri poveri. Commendator Pacotti. Ah, molto lieto, onorato di averla da noi. S'accomodi, commendatore, s'accomodi, prego. Giancarlo, scusa, sai, adesso possiamo farli entrare, pensaci tu, anche lei, signor Pacotti. Già, Pacotti, ecco, li facciano entrare, ma ordinatamente, senza affollarsi. E loro, come le altre volte, consegneranno un pacco ad ognuno, vero? Ma niente affatto, mettetevi in fila, una alla volta. Ho detto mettetevi in fila. Oh, mi raccomando, ordine perfetto, e guai a chi trasgredisce i miei ordini. Avete capito? In fila. Ehi, anche lei ha capito? Si mette in fila. Oh, contessina, i miei omaggi, come sta? Bene. Cominciavamo a temere che ella non venisse più. No, finché posso voglio compiere questo mio dovere. Troppo buona, damigella, troppo buona. Permetta che io le presenti il signor Pacotti, la nostra vicepresidentessa, la contessina di Bar. Ma noi ci conosciamo, eh? Sì, mi pare, non so, credo. Oh, sì, io ho avuto il piacere di ricevere parecchie comunicazioni a nome suo. Damigella, contessina. Beh, a posto voi altri, a meno che non ci sia qualche principe o duca. Oh, cara. Bene, sì, abbiamo preparato. Oh, prego, s'accomodi. Ecco, in ogni pacco noi abbiamo messo una maglia di lana, delle calze, un barattolo di marmellata, dei biscotti, buoni per il latte e per il carbone, insomma quanto basta per difendersi dal freddo e dalla fame. Stringe il cuore il pensiero che qualcuno di quei poverini non abbia modo di scaldarsi e che forse non mangia da 2 giorni. Sono tanti e non sempre si sa. Adagio lì. Oh, così. Poverini, come sono felici.
Renata! Oh, mi scusi, Damigella, sono arrivata in ritardo, mi dispiace tanto. Ma Damigella, potrei avere il piacere di accompagnarla? No, Conte, non si disturbi, ho la macchina, l'accompagno io. Grazie, ma non vorrei... Conte, se permette, le presento i miei ossequi. Grazie, signor... Paccotti. Ah già, appunto, ecco, Paccotti, sì. Sono sicuro di interpretare anche il suo pensiero, contessina, esprimendo al Signore, a nome del patronato, la più viva gratitudine per la sua munifica offerta. Oh, per carità, piccolezze. No, lei ha dimostrato una generosa comprensione verso la sofferenza umana. Infatti, giusto. Nessuno più di me conosce il buon cuore del ragioniere Paccotti. Se sapesse, Damigella, che momenti d'ansia sto passando. Perché, cara, perché? In questo momento forse si decide tutta la mia felicità. Lui Sì, è andato oggi a parlare con mio padre. Ebbene, sono contenta, tanto contenta. Ma perché essere ansiosa? Tuo padre sarà certamente felicissimo. Egli è un bravo giovane. Oh, sì, ma non so perché ho paura. Sono l'ingegnere Franco Toscani. Prego, s'accomodi. Mio padre è solo? No, signorina, il signor Marchese è nello studio con un signore. Mi scusi, Damigella. Se permette vengo su da lei. Non ho il coraggio di aspettare solo. Sì, cara, vieni pure, ma non temere, vedrai, tutto andrà bene. Lei avrà certamente una ragione per giustificare questo suo inesplicabile atteggiamento. Nessuna ragione. Senta, Marchese, io non sono un ragazzo e non posso accontentarmi di parole evasive. Esigo un chiarimento. La prego, ingegnere, non mi costringa a spiegazioni incresciose. Buongiorno, Damigella. Mi scusi se ho lasciato passare tanti giorni senza venire a trovarla, ma cosa... Per carità, lei è sempre tanto buona. Sono arrivata in casa che lei era uscita da pochi minuti e allora ne ho approfittato per fare un po' di pulizia. Grazie. Madama Ponzetti. Damigella, vorrei dirle qualche cosa. Allora, cara, vuoi passare? Ecco, Damigella, volevo dirle che ho già preso la roba che lei aveva messa da parte per vendere. La ringrazio, Madama Ponzetti. È un resto di pudore, di orgoglio. Non so andare a vendere da me. Me ne manca il coraggio. E allora non si preoccupi, lasci fare a me. Ci sono abituata, sai. Grazie, Madama Ponzetti. Lei è ben gentile. Buongiorno, Damigella. Renata, che guardavi? È così gaio, così sorridente. E c'è il sole di questa stagione. Infatti, è come nella Bohème. Il primo sole è il mio. Accomodati. Vorrei offrirti qualche cosa, ma in questo momento... No, per carità, non si disturbi. Siedi. Grazie. Oh mio Dio, se mio padre si opponesse. Oh, e perché dovrebbe opporsi? E poi l'amore vince sempre. E sei così giovane. E anche lui, credo, Ah, lui non vuole aspettare. Mi ha fatto promettere che in ogni caso sarei fuggita Ah, no, questo no, mai. Ascolta, che ha esperienza, dolorosa esperienza. Promettimi che non commetterai mai un errore del quale dovresti poi pentirti tutta la vita. Me lo prometti? Sì. Franco. Mi scusi, signorina. Ebbene? Non vuole. Non vuole? Perché non vuole? È inutile che io ti spieghi, inutile. Si oppone recisamente al nostro matrimonio, il resto non conta. Anzi, esige che siano troncati definitivamente i nostri rapporti. Mi ha proibito di mettere ancora piede in questa casa, in casa sua. Ma perché? Scusi, ci deve essere un motivo. Sì, c'è un motivo. Tuo padre ha ragione. Non dobbiamo vederci più. Non vederci più? Ti prego, non mi chiedere nulla. È così, insomma, è necessario che sia così. Ma allora... Va da tuo padre, Renata, è meglio. Lui stesso ti spiegherà tutto. Signorina. Perdoni, io non sono che un'estranea, ma ho un così grande affetto per Renata che... Lo so, abbiamo tanto parlato di lei che anch'io mi permetto di considerarla come una buona e affettuosa amica.
Ma se sapessi com'è triste la mia vita in questo momento. Lo comprendo, mi dica, si confidi con me. La ringrazio. Qual è dunque il motivo perché il marchese di Pombia non vuole che... Perché? Perché io sono un bastardo. Oh, È vero, il nome che io porto non è quello di mio padre. Non mi vergogno a confessarlo. In fondo io non ne ho colpa. Anzi, quasi quasi potrei essere fiero di dovere tutto a me stesso quel poco che ho fatto per conquistarmi un posto nel mondo. Ma solo oggi comprendo l'infinita pena di non avere una famiglia. e mi dica, dei suoi genitori non ha mai saputo nulla? Nulla. Ho indagato, ho cercato, ma nulla ho potuto sapere di preciso. Pare che nel mio passato vi sia un'oscura tragedia. Una tragedia? Sì. Nella casa in cui sono stato allevato ho sentito parlare di un delitto. Un delitto? Mi dica. Sa, signorina, si tratta di frammenti di notizie, accenni vaghi. Forse in tutto quello che mi è stato raccontato vi è ben poco di vero. Non importa, non importa. Mi dica soprattutto di suo padre. Che cosa sa? Nulla. Di mio padre nulla, le ripeto. So solamente che in una notte di tempesta mio padre e mia madre furono uccisi. Uccisi? Quando? Quando? Io ero appena nato, circa 28 anni fa. 28 anni fa? E come? Dove? In un vecchio cascinale di Saint-Rémy. Signore, che ti ha mandato a me? Sei tu il figlio di Fernand, il mio caro fratello Fernand, che è morto disperato di non poterti ritrovare, e io pure per tanti anni ti ho cercato inutilmente, ed eccoti adesso qui dinanzi a me. Dio è immenso, Dio è immenso. Vabbè, è inutile che tu pianga, assolutamente inutile. Un giorno mi darai ragione. Del resto stabilito. Domani partiamo per la Svizzera, per la Riviera, non so. Vedrai, dimenticherai, ti distrarrai e al ritorno tutto sarà finito. C'è il commendator Paccotti. Vabbè, andiamo su. Niente lacrime davanti agli altri, E pensare che ancora pochi minuti fa eravamo degli estranei e adesso invece... No, signorina. No, non chiamarmi più così, chiamami zia, è così dolce. Non mi importa di avere tanto sofferto per provare questa grande gioia. E ho le prove che tu sei veramente mio nipote. Sì, conservo delle lettere di tuo padre, del Nigra, in cui vi sono allusioni, accenni che non lasciano alcun dubbio. Le ho tutte qui conservate gelosamente in questo scrigno che... Non c'è. Ma come? Eppure, forse sono così confusa che non ricordo più. Ma no, l'ho messo io stessa qui. E come mai non c'è più? 10.000 lire, buona donna. Ma chi è quel pazzo che ha potuto offrire una somma simile? Le assicuro, lo ha detto proprio a me, 10.000. Ma no, buona donna, avrà capito male, una scatola d'argento senza alcun pregio artistico. Al massimo, proprio a volere fare una grande offerta, 200 lire. 200 lire? Ma sì, ma proprio il massimo, perché anzi, a guardarla bene, mi resterà in bottega 10 anni. Oddio mio. Beh, tant'è, ho detto, oramai, e mantengo. Niente. Madama Ponzetti non può essere stata che lei a portarmelo via. Ma perché? Perché? Mai stata Madamigella di Bar che l'ha incaricata di vendere quella roba perché povera donna è in uno stato, ha bisogno di tutto. Ma lei l'ha visto, lo scrigno c'era. Come no, era l'unico oggetto che valesse qualche cosa perché il resto stracetti è roba da nulla. Ma è stato venduto. Ma quello subito, all'antiquario, qui di rimpetto. Oh, ma stia tranquillo, sa, perché prima di sera mia figlia le porterà il denaro. Crede, è stata una combinazione. Appena uscita, un signore che era qui in negozio gli è piaciuta. Sì, ma ho guadagnato poco, a dire la verità però con poca fatica, E se gli affari andassero tutti così. Ma lei sa chi è il compratore? Caro signore, cosa vuole che sappia? Uno alto, anziano. Anzi, mi aveva pregato di mandargliela a casa e stava per darvi l'indirizzo. A un tratto c'era ripensato e se l'è portata via da sé. Aveva qui fuori la macchina. Damigella, io credevo di far bene, mi scusi. Chi avrebbe mai potuto immaginare? D'altra parte, anche lei erano 2 giorni, lo so che non mangiava quasi niente. Ma cosa voleva, lasciarsi morire di fame? Che importa a me?
Speriamo che si possa ritrovare. Ecco, mi perdoni. Ah, Franco, Madama Ponzetti, per carità, presto, corri. Dica lei, dov'è quest'antiquario? È inutile, ci sono già stato. Ebbene. Lo scrigno è stato venduto. Ma scalzone. E diceva che gli sarebbe rimasto in bottega 10 anni. Ah, mio Dio, mio Dio. E adesso come faremo? Angela, non mi sembra che avesse poi un gran valore, vero? Uno scrigno senza alcun pregio artistico. Ma non si tratta dello scrigno, ma delle lettere che conteneva. Per gli altri non sono niente, ma per me avevano un valore immenso. Le lettere? Sì, sì. Ma non le ho mica vendute le lettere. Ah no? E dove sono? Dove sono? Le ho messe lì fra quelle cartacee. Ma come non me le dite subito? Franco, vediamo se... Sì, sì, sono qui tutte, oh mio Dio, sono tutte qui. Al marchese di Pombia che la contessina Maria Clotilde di Bar desidera parlarle. C'è la contessina Maria Clotilde di Bard che desidera parlarle. La damigella di Bard? E che cosa vorrà? Sarà forse per quell'ultima intimazione? Vabbè. Vuole che la sbrighi io, signor Marchese? No. No, è meglio riceverla. Aspetti un momento. Aspettami qui, è meglio che gli parli prima da sola. Damigella. Ah, Marchese, dopo tanto tempo che non ci vediamo. Marchese, a una signorina dai 60 anni in poi si può anche baciare la mano. Prego, si accomodi. Grazie, ma non sono stanca. Guardavo in giro. Noi non si riceveva in questa sala d'inverno perché era fredda, difficile a riscaldare e allora non vi erano i termosifoni. Che bei quadri. Lo so, Casa di Pombia ne ha dei magnifici al castello di Mazzeri. Prego. Grazie. Un Rembrandt magnifico soprattutto. L'avrete ancora, immagino. È naturale, vuole che si venda un Rembrandt, un tesoro di famiglia. Ah già, ha ragione. Non bisognerebbe vendere mai simili tesori. Ma purtroppo a volte le circostanze, non parlo per lei, dicevo per me, che a poco sono stata costretta a disfarmi di tutto. E a questo proposito, alcuni mesi or sono, avrei potuto vendere a un industriale di Abbiategrasso delle lettere che Costantino Nigra mi scrisse un tempo, lettere importantissime, dei veri documenti, e io le ho portate a lei. Grazie, ma non faccio collezione di carteggi, non me ne intendo. Ah, lo so, lo credo. No, ma vedrà che queste potranno interessarti. Grazie, le lettere private non mi interessano, anche se sono di uomini illustri. Già, ma vedrà che queste io credo che la interesseranno molto. Non insista, per piacere, non insista, metta via quella roba. Se ha bisogno di qualche aiuto è un'altra questione. No, è questo, perché queste lettere... Ma non so che farmene delle lettere. Capirà, anch'io faccio tanta beneficenza, tutti chiedono, tutti si raccomandano. In quanto a lei, mi permetta di dirle con quella franchezza che mi è abituale, che il suo modo di agire in alcuni giorni mi ha veramente sorpreso. Il mio modo di agire? Sì, io non le ho detto niente per rispetto alla sua età, ma è veramente deplorevole che lei si sia prestata a tener mano a degli intrighi colpevoli fra mia figlia e un individuo che non reputo degno di entrare in casa mia. Ho capito benissimo. No, scusi, lei non ha capito e non capisce ancora niente.
Mi dispiace di doverglielo dire. Una di Bard può perdere tutto, fino all'ultimo centesimo, può essere ridotta a vendere tutto della sua casa, ma l'onore no. E io non permetto sia pure ad un marchese di Pombia di insultarmi. Senta, Damigella, terminiamo questo increscioso colloquio. Io le ho detto quello che volevo dirle, lei ha capito quello che bisognava capire. Intanto al resto darò disposizioni perché le sia dato un piccolo aiuto. Ah no, la prego, basta, non dica più nulla. Io me ne vado e non rimetterò mai più il piede in questa casa. Mai più. Ebbene? Vieni via con me, non mi domandare nulla. Vieni. Domandi. A che ora passiamo alla frontiera? Alle 6. Della mia assenza le cose siano arrivate a questo punto. Caro Marchese, lei ha riposto troppa fiducia nel ragioniere Pacotti, che ha dimostrato chiaramente di essere un volgare truffatore. E ne ha dato l'ultima prova, sottraendosi con la fuga all'ormai inevitabile arresto. Oh, chi l'avrebbe mai immaginato? Ma, avvocato, io non avrò noia, non sarò coinvolto in No, Marchese, la sua correttezza è fuori questione. Malauguratamente Pacotti ha usato ed abusato della procura generale, che lei mi permetta di dirglielo, e con troppa leggerezza li ha affidato. Sì, capisco, avvocato, capisco. Ma ormai le recriminazioni sono inutili. Insomma, è incredibile. Pacotti. Adesso le questioni più importanti da liquidare sono... s'accomodi. Grazie. Primo, reintegrare le differenze alla banca per evitare complicazioni spiacevoli ed anche pericolose. Secondo, regolare i rapporti con il proprietario del palazzo. Come? E non sono io il proprietario del palazzo? No, Marchese. Sul palazzo c'erano delle ipoteche a nome di Pacotti e Pacotti, prima di scappare, ha creduto bene liquidarle a suo profitto. No. E allora? E allora lei, nei confronti del nuovo proprietario, si trova nella strana situazione di occupare senza alcun titolo degli appartamenti dai quali potrebbe essere sfrattato da un momento all'altro. Sfrattato? E chi sarebbe questo nuovo proprietario? Ecco, il conte di Bard. Il conte di Bard? Perché esiste un conte di Bard? Evidentemente sì, è lui che ha riscattato le ipoteche. Allora, bisogna vederlo, bisogna parlargli, sapere un pochino da lui qualche cosa. Già, è quello che penso anch'io. Beh, se lei crede io posso fissare un colloquio. Ma sicuro, ma subito. Anzi. Proverò a telefonare al suo avvocato. Pronto? Pronto? Ciao Cassino. C'è il mio cliente, il marchese di Pombia, desidererebbe conferire col conte di Bard. Sì, per la questione del palazzo. Fammi piacere, fissagli un appuntamento, ma al più presto però. Io salgo su un momento. Sì, salgo un momento per cose mie. Via, buon uomo, qui bisogna fare una pulizia generale. C'è un puzzo di sulciume, aria. Che impressione ritornare qui dopo tanti mesi e tutti questi bei fiori. Sei stato tu, Ti prego, zia, spiegami. Io non capisco la tua ostinazione di voler tornare qui. Capirai. Dimmi piuttosto che ora è. Sono le 5. Allora aspetti qualcuno? E chi? Aspetto un signore. Un signore? Sì, e lo aspetto da 3 mesi e non rinuncerei al piacere di riceverlo qui oggi, in questa mia antica soffitta, per tutto l'oro del mondo. Vuoi? Eccolo, sta salendo le scale. Bene. Ma chi è? No, tu non devi saperlo. Va di là, non farti vedere. Non capisco. No, Madama Ponzetti, è bene farlo aspettare un po'. Madama Ponzetti, non vi pare un po' eccessiva questa vostra mise? Perché? Non sto bene. Sì, benissimo, ma è un po' troppo. Ecco, tenete.
Adesso possiamo lasciarla entrare. Sono il marchese di Pombia. Ho un appuntamento con la contessina di Bard. Adesso vado a vedere se la contessina può riceverla. Prego, si accomodi. La contessina l'attende. Avanti, avanti, marchese. Prego. Si accomodi. Grazie. Lei ha manifestato il desiderio di parlare con me? Ecco, madamigella, sarò breve. Oh, non importa. Io non ho nulla da fare. Pensi a quello che deve dire, perché qualche volta, quando non si pensa abbastanza, si possono commettere degli errori e allora avvengono degli equivoci spiacevoli. Ecco, damigella. Non le pare, marchese? Veramente sono confuso. Lo vedo. E vorrei dirle... Che è pentito e che desidera acquistare quelle mie lettere? Damigella... No, mi dispiace, ma quelle lettere non sono in vendita e non lo erano neppure quando lei ha creduto che io... Damigella... No, non mi tenti con delle somme mirabolanti perché io quelle lettere non le vendo. Merito tutti i suoi rimproveri e la prego di dimenticare quell'imperdonabile errore. Voglio accettare tutte le mie scuse. Bravo. Sono venute un po' in ritardo, ma bravo ugualmente. Dunque di quelle lettere non ne parliamo più. Grazie, damigella. Non ne parliamo più. E dunque mi dica in che cosa posso servirla? Ecco, damigella, il mio avvocato mi ha riferito che un conte di Bard ha acquistato il palazzo. No, non è esatto. Non lo ha acquistato, ma è rientrato in possesso del palazzo. Lei, che ha tanto rispetto per le tradizioni familiari, apprezzerà questa leggera sfumatura. Sì, l'apprezzo, ma vorrei sapere se mi è lecito chi è questo conte di Bard. Ah, ma allora dobbiamo per forza fatalmente riparlare di quelle lettere. Di quelle lettere? Sì, perché la spiegazione è in esse. Perché se in quel giorno lei non avesse avuto tanta fretta di offrirmi un piccolo aiuto finanziario, lei mi avrebbe permesso di spiegarle ogni cosa. E non importa, lo farà il conte di Bard in persona. Franco! Sono lieta, marchese, di presentarle mio nipote, il conte di Bard. Suo nipote, il conte di Bard? Sì, figlio del mio caro fratello Fernand, che morì senza poterlo riconoscere. Così oggi io, che sono l'ultima della nostra famiglia, l'ho adottato. Pensi, marchese, io che non avevo più nulla, posso lasciare una eredità, e una grande eredità, ne convenga, il mio nome, il nome illustre dei Bard. Ah, ma allora... Allora, non le sembra che si potrebbe riprendere il colloquio al momento in cui venne interrotto 3 mesi or so? Quale? Ah, non il nostro, no. L'altro, quando mio nipote venne a chiederle la mano di sua figlia Renata. Questo è... Oh mio Dio! Il cavalier Spellanzetti? E chi può essere? E lei? È un vecchio ricordo di famiglia. Su. Un vecchio ricordo di famiglia, su. Sì. Ah.
Però dopo, quello me lo prendo io. Oh, Silvia. Ecco, vedete, oggi mi pare proprio di essere già in paradiso.